Sfida proibitiva per il Sant'Anna che ospita il Grega di Pergusa e il Serra di Falco, seconda della classe a caccia del primo posto, oggi appannaggio del Niscemi. Ennesi che sanno come stupire avendo battuto a domicilio proprio il Niscemi prima della classe. L'attualità però evidenzia come il Serra di Falco sia in grande forma a 4 le vittorie consecutive, mentre il Sant'Anna ha raccolto un solo punto nelle ultime 3 partite, risucchiata nel vortice dei play-out. Partiamo col film del primo tempo. Al nono subito Serra di Falco, mancino dalla distanza cercato da Di Marco, termina direttamente alle stelle. Al 18esimo c'è qualche problema in casa Sant'Anna, subito un cambio, entra infatti Samuele Padre Nicola per l'infortunato Franzetto. Al 19esimo rimessa laterale lunga allontanata sui piedi di Battimili che al volo trova questo bel sinistro velenosissimo, finisce all'angolino basso, il numero 7 sblocca il risultato, Serra di Falco in vantaggio. Minuto 26 ancora gli ospiti, punizione di Graci viene respinta da Giuliano Padre Nicola. Alla mezz'ora il Sant'Anna, tentativo da calcio da fermo di Ricco Bene, mandato in calcio d'angolo da un Anzalone super. Rivediamo l'intervento dell'estremo difensore, un colpo di Reni provvidenziale. Al 37esimo palla messa dentro da Maesano, viene sporcata dalla difesa, recuperata da furbo Mancino, mandato in calcio d'angolo da un attento Anzalone. Minuto 42 Serra di Falco che invece offende con Cantavanera che calcia trovando la parata in due tempi da parte di Padre Nicola. Minuto 46 occasione Sant'Anna, Simone Ricco Bene si presenta al destro, respinto da Anzalone, finisce il primo tempo. Allora al Pergusa conduce il Serra di Falco grazie al gol di Battimili. Inizia il film della ripresa, minuto 48 calcio di punizione di Marco, ancora gli ospiti. Sul secondo palo c'è una sponda per Graci che troverebbe il gol del 2-0, ma è tutto fermo per segnalazione di fuorigioco. Minuto 55 entra Imbrosiano in casa Sant'Anna, minuto 56 sempre vivo per lo Bue che stoppa così, calcia alla grande, fa 0-2 Serra di Falco che mette in discesa la propria partita. Minuto 75 il Sant'Anna però non si arrende, palla dentro per Polito che la controlla, poi scarica per il compagno Imbrosiano che la manda oltre la traversa. Al 92esimo con orgoglio calcio d'angolo e gol da parte di Polito che con il colpo di testa accorcia le distanze, ma non c'è più tempo per il Sant'Anna che cede al Serra di Falco, vince 2-1. Un cordiale saluto amici di Wii Sport e come sempre alla prossima.